Innanzitutto ci siamo ascoltati fra di noi, è stato un ascoltare, un ascoltarsi, un condividere esperienze, idee, anche partendo dalle nostre differenze, mettendole in gioco. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio... Per me è stata una bellissima esperienza perché innanzitutto è stata un'esperienza vederci con altre persone e quindi abbiamo fatto già comunione fra di noi. Riparlare e ridiscutere anche, pur magari con persone che la pensano diversamente, ma ricominciare a parlare diventa il mandato, secondo me, del prossimo futuro. Anche attraverso delle scelte concrete, ad esempio negli ultimi 2 anni e in quest'anno particolare abbiamo proposto un momento di ritiro per i giovani che potessero essere proprio aiutati nel loro discernimento, quindi nel prendere delle scelte per la loro vita. I giovani che cosa si aspettano da questo cammino futuro? Ma sicuramente penso, almeno io, ma vedo anche gli altri ragazzi che hanno partecipato, tanta voglia di cambiamento, di spendersi con passione, con fedeltà, con sincerità, ecco, e poi comunque sempre scoprendo il senso del Vangelo nella vita.